La sera che serata doveva essere? Una serata di festa? Sì, sono andati al compleanno, erano felici, come sempre i ragazzi. E poi basta. Avvolta in un dolore lacerante e infinito, con gli occhi straziati di sofferenze e colmi di lacrime, è nonna Maria Teresa a raccontarci chi fosse l'amatissimo nipote, Gabriel Andreetta, scomparso a soli 19 anni per un incidente stradale, domenica alle 2 del mattino, a nemmeno 1 chilometro da qui, casa, a Fossà di San Dona di Piave, dove era atteso il suo rientro dopo una festa tra amici di paese nella vicina Calvecchia. È stato il gemello Riccardo, non vedendolo arrivare, ad andargli incontro, scoprendo i fari accesi dell'auto illuminare le profondità del canale Grassaga. Appunto perché è stato lui a tirarlo fuori dalla macchina, perciò. Cosa gli ha detto quando vi siete salutati l'ultima volta? È stato qui a pranzo giovedì, come sempre, era allegro e basta. Sul luogo della tragedia ancora visibili i segni del violento impatto con pezzi di auto e carrozzeria volati qua e là tra i rovi dell'argine, dove qualcuno oggi ha posizionato una piantina di boccioli di rosa gialli. Bisogna agire sul fronte della prevenzione e rendere più sicura la comunale via Fossà, così sgomenta a fil di voce la nonna di Gabriel. Ci vorrebbe un guardarail, anche quelle buche che ci sono e ne hanno tappate 2 e le altre sono là. Non so perché fanno sempre sti tamponi mettono, che sono peggio di niente. Lei da nonna di Gabriel dice quella strada va messa in sicurezza. Appunto, certamente, per tutti quanti. Ormai a lui non serve più, però ce ne sono tanti ragazzi che passano di là.